ore al voto, domani dalle 7 si vota in 3 comuni del Veneziano, Torre di Mosto, Cavallino, Treporti e Venezia, riflettori puntati sul comune capoluogo. Con l'appuntamento delle urne torna anche quello con la maratona elettorale di Antenna 3, lunedì dalle 13:30 l'edizione straordinaria del telegiornale che proseguirà fino a tarda sera con Ring. Tragedia in spiaggia questa mattina a Bibione. Una turista austriaca di 89 anni in vacanza con il marito è morta dopo essere stata colta da un malore sull'arenile. Ergastolo confermato in appello per il 39enne moldavo che il 20 settembre 2024 accoltellò a morte Giacomo Gobbato, intervenuto per fermare uno scippo, respinta ogni richiesta della difesa. Blocco dei tir sospeso dopo che Palazzo Chigi ha promesso lo stanziamento di 300 milioni e la proroga del taglio alle accise, ma gli autotrasportatori avvertono non è un assegno in bianco al governo. 2 piccoli squali sono stati notati mentre nuotavano nelle acque lagunari poco distante dal Lido, presenza che non è una novità in questa stagione, ma che ha destato curiosità. I veneziani li chiamano cagnoletti e sono innocui per l'uomo. La Vogalunga festeggia il suo 50° compleanno a Venezia. Domani si rinnova il tradizionale appuntamento remiero, attese 3.000 barche e 10.000 vogatori. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Venezia di Antenna 3. Dunque mancano poche ore al voto. Domani dalle 7 si vota in 3 comuni del Veneziano, Torre di Mosto, Cavallino, Treporti e Venezia. La sfida principale è quella del comune capoluogo. Sono circa 216.000 gli aventi diritto al voto chiamati a rinnovare 3 amministrazioni comunali della provincia di Venezia, Cavallino Treporti, Torre di Mosto e su tutte la sfida delle sfide, quella per Venezia. Calato il silenzio elettorale, la parola passa ai cittadini. Dal pomeriggio è iniziato il tradizionale allestimento dei seggi ospitati per lo più negli istituti scolastici. Si vota domani, domenica, dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo, mentre l'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno, ipotesi che potrebbe riguardare solo Venezia, unico comune al voto sopra i 15.000 abitanti, e solo nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse superare al primo turno il 50% più 1 dei voti. Riflettori puntati su Venezia, dove sono 8 gli sfidanti, complessivamente sostenuti da 20 liste, 675 candidati per 36 seggi in palio a Ca' Farsetti. A Torre di Mosto 2 i candidati sindaco, così come a 2 sarà la sfida Cavallino Treporti. Avendo questi meno di 15.000 abitanti, sarà primo cittadino chi raccoglierà il maggior numero di voti anche senza superare la soglia del 50%. Il ballottaggio è previsto solo nel caso di una perfetta parità. La grande partita si giocherà dunque nel capoluogo di regione, dove le schede consegnate al momento della votazione saranno 2. Una per quanto riguarda il voto del Consiglio Comunale e del Sindaco e l'altro per le municipalità, quindi di 2 colori diversi, ovvio. Elezione diretta del Presidente del Consiglio della Municipalità e le elezioni comunali. Diverse le modalità di voto possibili. Con il segno sul nome del candidato e nessuno sulle liste, il voto sarà valido solo per il sindaco. Con un segno sul contrassegno di una lista, il voto andrà alla lista e automaticamente per il sindaco. Con 2 segni, uno sul nome del sindaco e uno sulla lista, il voto sarà valido per la lista e per il sindaco. C'è poi la possibilità del voto disgiunto, un segno sul sindaco e uno sulla lista non collegata a quel sindaco. Infine, i voti con preferenza. Segnando una lista è possibile esprimere fino a 2 preferenze, un uomo e una donna. Nel caso di voto a 2 persone dello stesso sesso sarà valido solo il voto della prima preferenza. Per indicazioni, scrutatori e presidenti di seggio saranno pronti ad aiutare chiunque sia in difficoltà. La prefettura ci ha fornito comunque un vademecum, abbiamo fatto anche dei briefing, cercheremo di essere il più attenti possibili perché il voto, come ripeto, non va sprecato. Con l'appuntamento delle urne torna anche quello con la maratona elettorale di Antenna 3, lunedì dalle 13:30, l'edizione straordinaria del telegiornale che proseguirà fino a tarda sera con Ring. I risultati, le voci, i protagonisti. I riflettori di Antenna 3 stanno per accendersi sulla sfida elettorale delle amministrative 2026 con oltre 400.000 veneti chiamati alle urne per la sfida del voto che tra i 50 comuni vede Venezia a capofila dell'attenzione generale.
Lunedì dalle 13:30 al via la maratona con l'edizione straordinaria del nostro telegiornale, una diretta non stop per raccontarvi tutto in tempo reale come sempre. Dall'attesa per la chiusura ufficiale delle urne e i dati dell'affluenza, costante incognita in ogni elezione, allo spoglio dei voti con le sentenze tra promossi e bocciati di questa sfida. I nostri inviati sul campo, gli ospiti in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino per commentare e analizzare minuto dopo minuto l'andamento del voto. Allora, buonasera, ben ritrovati con Ring, sono le 21. Una giornata intensa che continua nella prima serata di Ring. Nuovi collegamenti e ancora ospiti fino a tarda sera per approfondire l'esito delle urne, le conseguenze del voto nel panorama politico. Chi vince e chi perde lo saprete su Antenna 3. La maratona sta per partire. Alle 13:30 di lunedì il viaggio comincia. Tragedia in spiaggia questa mattina a Bibbione. Una turista austriaca di 89 anni, in vacanza con il marito, è morta dopo aver accusato un malore sull'arenile. Tragedia lungo la spiaggia di Bibbione intorno alle 11 quando una turista austriaca di 89 anni è stata accolta da malore. Immediato l'intervento del personale di salvataggio balneare del SU M118 arrivato anche con l'elicottero e della Capitaneria di Porto. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare la donna colpita da un arresto cardiaco, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La scena si è consumata davanti agli altri ospiti presenti in spiaggia nei pressi della zona termale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di San Michele al Tagliamento per i rilievi, con il supporto della Capitaneria. La salma è stata trasferita nella cella mortuaria di Bibbione. Ergastolo confermato in appello per l'assassino di Giacomo Jack Gobbato, respinta ogni richiesta della difesa. Dopo un'ora e mezza di Camera di Consiglio è arrivata la conferma. La Corte d'Appello di Venezia ha ribadito punto per punto la sentenza di primo grado, confermando l'ergastolo per Sergej Margesci, il 39enne moldavo responsabile dell'omicidio di Giacomo Gobbato. La sera del 20 settembre 2024, in Corso del Popolo a Mestre, Gobbato, conosciuto da tutti come Jack, venne accoltellato mentre cercava di fermare una rapina ai danni di una donna, insieme all'amico Sebastiano Bergamaschi, rimasto ferito nell'aggressione. Nel processo d'appello il sostituto procuratore ha ripercorso la ricostruzione già emersa in primo grado, determinante anche l'analisi del medico legale nominato dalla procura, secondo cui il colpo mortale sarebbe stato inferto con una forza elevatissima e continuata, tanto da trapassare la felpa, 4 centimetri di muscolo e lo sterno della vittima. Per conoscere le motivazioni della sentenza saranno ora necessari i previsti 90 giorni. 13.000 prodotti tra borse, portafogli, bracciali e ciondoli privi delle indicazioni obbligatorie previste dalla legge. Il bilancio dell'ultima operazione dei Carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia contro l'abusivismo commerciale a Mestre durante controlli effettuati il 20 maggio in 3 esercizi commerciali. Ai titolari dei negozi, 3 cittadini stranieri, sono state contestate sanzioni amministrative superiori ai 6.000 euro. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che la merce veniva rivenduta all'ingrosso a venditori ambulanti irregolari attivi nel centro storico di Venezia. Dall'inizio del 2026 i controlli dei Carabinieri contro il commercio abusivo hanno portato al sequestro di oltre 1.200 articoli e a multe per oltre 51.000 euro. Crisi energetica, è stato sospeso il blocco della circolazione dei camion in seguito all'intesa con il governo che ha promesso lo stanziamento di 300 milioni e la proroga del taglio alle accise fino al 6 giugno. A Mestre l'assemblea interregionale degli autotrasportatori per fare il punto della situazione. Si è aperto un tavolo, a fronte di questo risultato abbiamo deciso di sospendere e non di revocare il fermo,
perché ci sono le condizioni per continuare a trattare con il governo. Sospeso il fermo nazionale dei servizi dal 25 al 29 maggio a seguito dell'intesa raggiunta al tavolo di trattativa tra governo e rappresentanze dell'autotrasporto, al termine del quale è seguito un consiglio dei ministri che ha messo nero su bianco con un decreto legge quanto promesso nella riunione. Concordato inoltre l'avvio di un tavolo permanente al Ministero dei Trasporti finalizzato a proseguire l'analisi delle altre questioni di carattere tecnico-normativo che interessano il comparto e la ricostruzione della consulta generale dell'autotrasporto e della logistica quale organismo deputato alla definizione delle politiche di settore. A Mestre, un'assemblea pubblica interregionale in cui si è fatto il punto sulle decisioni prese, 300 milioni di crediti di imposta previsti per gli autotrasportatori. Per un senso civico è stato interrotto il fermo perché comunque il governo ne aveva dato 500 milioni e ha stanziato 300 milioni. Voglio ricordare che i 300 milioni non sono un aiuto alla categoria, ma sono soldi che ci dovevano già essere dati con le accise. Poi la riduzione ulteriore del gasolio andiamo bene noi, andiamo bene anche i committenti perché si abbassa un po' sul costo. Siamo fiduciosi, però vogliamo vedere il decreto, vogliamo vedere il regolamento perché anche a marzo ci era stato detto la stessa cosa con 100 milioni ma poi non è stato attuativo. Fiduciose ma attente le associazioni degli autotrasportatori, consapevoli del fatto che 300 milioni sono un inizio ma non la soluzione alla crisi che il comparto sta attraversando. Argineranno per un periodo la nostra crisi, non sarà un metodo risolutivo, ma sicuramente un aiuto economico lo è. Prorogato al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, la riduzione sul prezzo del gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina resta a 5 centesimi al litro. Ma dopo 3 mesi di crisi, rileva la CGA di Mestre, il caro gasolio è costato all'autotrasporto 2,1 miliardi. A quasi 3 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo, il prezzo del diesel alla pompa è salito da un valore medio di 1,67 a 1,98 euro al litro, segnando così un più 18,5%. E cosa succederà dopo il 6 giugno lo si capirà nelle prossime settimane. Se come l'ultima volta vengono promessi non vengono dati, si riparte per il fermo. Antenne dritte quindi. Andremo dritti per la nostra strada, però è un senso civico, quindi è meglio sempre trovare un accordo fra le parti. Cresce l'allarme a Mestre, soprattutto nella zona di Chirignago, per una serie di truffe messe in atto da falsi tecnici che si spacciano per operatori di Veritas o dell'acquedotto. I malintenzionati indossano gilet ad alta visibilità, chiedono di entrare nelle abitazioni con la scusa di controllare contatori, tubature o presunte contaminazioni dell'acqua. Una volta all'interno distraggono i residenti per sottrarre denaro e oggetti di valore. Veritas precisa che nessun tecnico effettua controlli nelle case senza una richiesta esplicita dell'utente e che eventuali sostituzioni dei contatori vengono sempre comunicate in anticipo. L'azienda invita quindi i cittadini a non aprire la porta a sconosciuti e a segnalare immediatamente ogni episodio sospetto alle forze dell'ordine. Il Lido è pronto con tante novità a vivere la stagione estiva 2026. Aprono le capanne, il momento clou dell'anno è ai nastri di partenza. Da questo fine settimana e poi in rapida successione entro il 1 giugno tutti gli stabilimenti balneari del Lido di Venezia saranno aperti fino a metà settembre con il gran finale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Novità e tradizioni sull'arenile si fondono dove nacque il turismo balneare di inizio Novecento e Venezia quest'anno è l'unica città capoluogo di regione in Italia ad avere ben 3 stabilimenti inseriti nella prestigiosa guida dedicata ai migliori beach club d'Italia 2026. Dopo Excelsior e The Ben, quest'anno si aggiunge anche il Blue Moon in piazzale Bucintoro. Porta la spiaggia gestita dal comune all'interno di una guida molto prestigiosa. È più o meno la guida Michelin delle spiagge. Inoltre è stato citato come una delle spiagge più innovative d'Italia per tutte le innovazioni che abbiamo portato negli anni nella gestione della spiaggia. Venire qui al Lido di Venezia è già un'esperienza, già arrivarci, la magia del viaggio come suol dirsi, perché è un posto unico. Ci si arriva con un vaporetto, si percorre uno dei viaggi più belli che si possa fare e si arriva in spiaggia senza file e godendosi addirittura anche la vista di San Marco. Non solo le opere d'arte e i monumenti, Venezia, la città più bella del mondo, ha anche le spiagge, un indotto e traino economico per l'intera economia cittadina. Fare rete sia diventata la condizione primordiale per rilanciare una località turistica, 11 anni di attività, tanti progetti, 2 bandi vinti,
proprio per rilanciare il brand Lido, ed oggi è la dimostrazione che 3 spiagge sono presenti all'interno di una guida importante, quindi la spiaggia del Lido non è più la spiaggia dei veneziani, ma è la spiaggia di Venezia. Dopo il delfino Mimmo, ormai abituale frequentatore della nostra laguna, anche 2 piccoli squali sono stati notati mentre nuotavano pacificamente nelle acque lagunari poco distante dal Lido di Venezia. Una presenza che non è una novità, soprattutto in questa stagione primaverile, ma che ha comunque destato curiosità tra i veneziani. Qui li vediamo nelle immagini postate sui social. Si tratta molto probabilmente di 2 piccoli palombi, chiamati in veneziano anche cagnoletti, che sono comunque innocui e non pericolosi per l'uomo. A Spinea questa mattina premiati oltre 30 atleti dal Comune per i risultati ottenuti a livello internazionale, nazionale e regionale. Sono delle vere eccellenze dello sport, oltre 30 gli atleti premiati dall'amministrazione comunale di Spinea per gli importanti traguardi raggiunti nelle rispettive discipline sportive a livello internazionale, nazionale e regionale, dal pattinaggio e pattinaggio artistico libero al karate, passando per il ciclismo, il tiro con l'arco, la pallavolo, dalle certezze di oggi alle risorse per il futuro di domani. L'atletica, premiato anche il riferimento della scherma paralimpica di spada e sciabola, l'atleta azzurro Matteo Dei Rossi e Maurizio Ferri, campione di nuoto paralimpico e detentore del record mondiale nei 100 metri in rana, con i 10 titoli nazionali vinti consecutivamente. Proprio da Spinea l'annuncio: sarà presente alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Ogni giorno con applicazione e tanto allenamento. Spero che questo sia un nuovo inizio e spero vivamente di rappresentare Spinea alle prossime Olimpiadi a Los Angeles. La cerimonia in Piazza Fermi, dedicata agli sportivi del territorio che con i loro risultati contribuiscono a portare in alto il nome della città anche fuori dai confini territoriali. Così il primo cittadino, ricordando il valore dello sport per la crescita della persona e della comunità. Ragazzi che sono di Spinea, che fanno molteplici attività, ma la questione è proprio che la nostra amministrazione sta cercando di puntare nello sviluppo dello sport, per fare Spinea di una città dello sport, per cui siamo intervenuti sugli impianti, stiamo mettendoli a posto tutti quanti, rendendoli molto efficienti. Alla cerimonia atleti, famiglie, società sportive e componenti della giunta comunale. I riconoscimenti anche ai presidenti delle squadre premiate con i rispettivi allenatori. Certamente, e questo è l'importante, perché le famiglie hanno un compito veramente importante e loro devono imparare, soprattutto a non pensare o non preoccuparsi che il figlio diventi un campione, ma che diventi un atleta e che lo sport sia parte di tutta la sua vita. Domani mattina al via a Venezia la 50ª edizione della Voga Longa, una regata non competitiva di 30 km in laguna che porta avanti un messaggio sempre attuale, pur essendosi evoluto nel tempo, di rispetto e amore per la città. La Voga Longa festeggia con un'edizione record memorabile il suo 50° compleanno. A Venezia dunque non sarà solo giornata di elezioni amministrative, ma anche del tradizionale appuntamento remiero, la regata non competitiva che porterà a Venezia 2282 barcheremi e oltre 9.900 volatori per un percorso complessivo di 30 km lungo i canali della città. La manifestazione, ideata dall'indimenticabile Gallo Rosa Salva, è oggi portata avanti con passione dal figlio Antonio, presidente del comitato organizzatore, con molti volontari. La partenza avverrà con il classico colpo di cannone in mattinata dal bacino di San Marco. L'appuntamento è nato per un messaggio contro il moto ondoso nel 1976 e di rispetto per la città. Rispetto alle prime edizioni si è evoluto, ma il significato è rimasto intatto e più che mai attuale.
Oggi però sono in maggioranza gli stranieri che vi partecipano rispetto ai veneziani. C'è molto entusiasmo da parte del popolo del Remo, ci hanno raggiunto in tantissimi, forse anche troppi, tant'è che non siamo riusciti ad accettare tutti quelli che hanno richiesto di partecipare. Comunque siamo riusciti alla fine a accontentare quasi tutti quanti. Prima della partenza verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Duilio Stinger del comitato organizzatore. Un buon lavoro a tutti, il meteo sembra propizio, aspettiamo una buona giornata e buon lavoro a tutti. Arte, musica e grandi emozioni al premio Mestre Pittura 2026. Con telecolori sul palco gli artisti si avvicendano tra le note di brani divenuti storici. Meet you all the way. Meet you all the way. Al Teatro Toniolo la cerimonia finale del Premio Mestre di Pittura 2026, giunto alla 10ª edizione e dedicato esclusivamente alle arti visive. A conquistare il primo posto Carlo Martini con l'opera Spiraglio, secondo classificato Elia Mauceri, terzo Andrea Tagliapietra. La giuria, presieduta dallo storico dell'arte Gianfranco Marianello, composta da figure di rilievo del panorama artistico nazionale, insieme a rappresentanti della comunità artistica locale. Spiraglio è questa unione che nel mio dipinto ho voluto rappresentare, ovvero la vegetazione che sta all'esterno, che un po' alla volta noi tutti abbiamo necessità di rimpossessarci. L'ambiente è volutamente disabitato da persone, però c'è la presenza umana. Ed era questo l'ultimo servizio di questa edizione del TG Venezia di Antenna 3. Dopo di noi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.